Conosci la leggenda di Marta e Grifone, i fondatori di Messina? No? Te la racconto io. Nel cuore di Messina viveva Marta, giovane fanciulla dalla fede incrollabile, figlia del leggendario re Cosimo II, conosciuta anche col nome di Marta. La sua bellezza e il suo spirito luminoso davano luce e speranza ai tempi bui in cui viveva. Intorno al 970 d.C., il temibile gigante moro Hassan ibn Ammar giunse in quelle terre con il suo seguito, saccheggiando e seminando terrore. Ma quando i suoi occhi incontrarono quelli di Marta, il guerriero fu colpito da un amore inaspettato e chiese in sposa la fanciulla. Il rifiuto di Marta scatenò in Hassan una furia devastante. L'assalto divenne ancora più crudele e i genitori, nel disperato tentativo di proteggere la ragazza, la nascosero. Marta trovò la forza nella preghiera e rifiutò di cedere alle passioni. Il destino volle però che Hassan, rapito dalla luce della fede cristiana, si convertisse e assumesse il nome di Grifone. Il gesto di redenzione toccò profondamente Marta, che accettò di sposarlo. Così, da un passato segnato dalla violenza e dalla disperazione, nacque una leggenda di trasformazione e amore. Secondo la tradizione, Marta e Grifone divennero i fondatori della città di Messina, simboli eterni di perdono e rinascita. Se ti è piaciuta la leggenda di Marta e Grifone, seguimi, così potrai ascoltare le prossime leggende che narrerò. Ciao!